Corrado Mutolo, ti chiedo subito cosa hai pensato al minuto 91 in quel batti e ribatti davanti alla vostra porta, 4 tiri e alla fine la palla non è entrata. Sì, no, ho pensato che sarebbe stata, credo, un'ingiustizia, perché agli infortuni che abbiamo avuto del portiere, perché prendere il gol in quella maniera un po' e subito dopo l'espulsione ci ha tagliato un po' le gambe per come stavamo andando, perché comunque non ci avevano mai impensierito, eravamo sempre sul pezzo, avevamo preparato la partita così, attaccandoli alti. E ho pensato che, ripeto, nella sfortuna abbiamo avuto molta fortuna, no? Un pizzico, molta fortuna, che la palla appunto sembrava anche il rigore sbagliato, però ripeto, quello che mi rammarica sono il gol che abbiamo preso, il rigore che abbiamo preso su un'uscita nostra. Il ragazzo ha lisciato la palla e quindi abbiamo concesso questa ripartenza con l'espulsione, quindi oltre al risultato che ci è giusto perché quell'occasione appunto quella palla che non è entrata e il rigore sbagliato dice che il pareggio è giusto, però fino a quei momenti penso che stavamo legittimando il risultato. Però pazienza, rimane il rammarico di aver guadagnato un punto, vediamo il bicchiere mezzo pieno, però questa è una vittoria che per come si era messa alla nostra portata. Tra l'altro è sembrato il replay della partita contro il Piana, siete rimasti addirittura in quel caso in 8. Sì. Quella volta siete riusciti a vincerla, però ancora una volta al di là di quelle che sono le tue disponibilità, perché anche oggi diversi acciacchi, infortuni, la squadra ha un cuore enorme. No, ma io non. Io vedo che ogni volta si parla sempre degli indisponibili. Io a un mese dalla partita di Trapani, quindi da 7 partite, che mi mancano 3-4 elementi in una rosa così ristretta, però i ragazzi si allenano, quindi premio anche magari chi metto in preventivo che magari non avrebbe bisogno più di tempo, però per quello che sono i nostri obiettivi è giusto premiare i ragazzi e va bene così. Veniamo da 8 risultati consecutivi, per come siamo partiti e per la rosa che abbiamo penso che sono in questo momento numeri importanti, però siamo ancora in una situazione dove dobbiamo fare ancora qualche altro punto per poi stare tranquilli. Però le partite che stiamo facendo adesso fanno ben sperare e quindi sono fiducioso.